No, I'm not a writer. Ok. Bene, moto venduta, dai, sono un po' distrutto perché è tardi, mezzanotte è passata, io non è che sono sempre distrutto perché non dormo mai un cazzo, e ho venduto anche il casco, e mi sono rimasti i guanti, vabbè il minimo li trovo da vendere. Buono, buono, ho l'assegno, domani mattina passo in banca a incassarlo. Per i guanti mi manda il bonifico, me l'ha fatto davanti agli occhi, comunque è un bravo ragazzo qua relativamente vicino. Cane pericoloso, l'abbiamo portato a fare le schifezze da cane pericoloso. Io adesso devo passare in banca a ritirare l'assegno della moto, se è aperto, se no chiedo un permesso, faccio un salto in banca così sto tranquillo, no? Hai capito? E ho venduto anche il casco, non so se te l'ho detto, cazzarola. Quindi dovrebbe arrivarmi, deve arrivarmi il bonifico anche del casco. E cavolo volevo dire, spengo la pompa dell'acqua, me la dimentico sempre accesa perché adesso è silenziosa. Piove, ma per me è una bellissima giornata. Sono uscito col cane pericoloso a fare le pisciate, le schifezze, l'ho già detto, devo ancora connettere il cervello, prima o poi lo connetto. Sì che ho bevuto il caffè, di solito quando bevi il caffè poi il cervello si aggancia, no? Tipo una calamita. Però no, oggi no, vabbè. Sì che dormire, ho dormito. Ebbene, si inizia, si continua con i lavori. Più che altro anche la batteria, ho visto stamattina, aspetta che riproviamo. La luce di qua era tipo, ah ecco, vedi che non va, fa così, forse è la lampada che è andata, perché quella di qua va. Quindi secondo me sono due lampadine questa, una è andata e l'altra funziona, ok. Perché il cazzometro lì della corrente mi dava 11,9 volt, sai, non dovrebbe scendere sotto il 12. Poi l'ho spento 10 minuti fa, adesso mi dà 12,4. Non ho usato niente di inverter, cioè l'ho usato per tenere in carica il telefonino e il computer, no? Sì, da vedere adesso anche subito sta batteria da 110. Voglio vedere più che altro dove trovarla, una buona, perché a volte sai, magari la prendi da una parte ti costa 300 euro, la prendi da un'altra sono 150, quindi con relativa calma adesso inizio a informarmi. Ah, e dopo pensavo di metterla dentro il gavone posteriore, quella specie di baule che c'è dietro sotto la bici, tutta sulla destra. Al momento tutto sulla destra, c'è una borsa con la coperta di ricambio per la cuccia del cane pericoloso, però la coperta è morbida, quindi mettere questa batteria tutta incastrata sulla destra, sopra una specie di tavola di legno, e sopra la tavola di legno incastrata la borsa con la cuccia di ricambio del cane pericoloso, così non occupo ulteriore spazio, cioè non mi sacrifico spazio rispetto a quello che già ho sacrificato, e soprattutto secondo me le batterie col caldo saltano, cioè non secondo me, è così. Pertanto invece di metterla sotto il sedile guida me la metto lì, così caldo e freddo bene o male è abbastanza temperata in ogni stagione, no? Là dentro, e questa mi sembra un'ottima soluzione. Poi lascio quella da 75 che non so neanche come è presa, che è quella a servizi che c'è su, che è una batteria da 75 di una macchina normalissima, non a scarica lenta come l'altra che metterò. E se dovesse servire, adesso farò le prove guardando un film tipo di 2 ore con la musica, ne metterò un'altra lì davanti. Solito discorso che non capisco, se una volta scaricata la batteria a servizi il camper mi va a ciucciare la batteria motore. Spero di no, ho paura di sì, perché quando mi carica il fotovoltaico, io qua ho scritto batteria 1 e batteria 2, tipo adesso sta caricando batteria 1, però a volte lo vedo che mi carica batteria 2, non vorrei che le carica tutte e due a cascata e le scarica a cascata. Dovevo chiederlo quella volta che ci ha messo le mani, mi sono dimenticato. Questo è un dubbio che ho sempre avuto, però quando ho fatto i lavori, colpa mia, mi sono dimenticato di chiedere, e quindi chi lo sa adesso. E allora ho deciso, mi fermo un attimo con i video perché, cioè, ti spiego, ho il Surface pieno, e sai che per lavorarli, per editarli, preferisco averli nel disco del Surface che è stato solido, quindi infinitamente più veloce degli hard disk esterni che ho, no? E quindi smaltisco un attimo tutti i video che ho dentro, che ne ho un casino da montare. Una volta fatti quelli posso continuare a fare altri video, altre cose, perché sennò veramente mi sto riempendo di un casino di video, poi devo anche montarli, no? Te capì?